Ehi, questa macchina il tempo ha reso grande questa cultura. Ai vecchi, ai nuovi, a chi si sbatte perché ha bisogno di questa roba. Bella rubo, portami indietro nel tempo. A 16 anni ho iniziato con il writing. Non ne sapevo un cazzo né di spray né di tappi. Vedevo scritte sui vagoni fatte in strani modi. Soltanto dopo un po' ho capito che erano dei nomi. Le murate sopra i muri del parcheggio in via Pittoni. Affascinato da quell'arte, da quei baghi, da quei suoni. Verso la fine dei 90 ogni fine settimana ci passavo di gente, ce n'era tanta. Io non conoscevo nessuno, ero timido, facevo i cazzi miei, parlavo appena con qualcuno. Non sapevo come fare a procurarmi il materiale. Disegnavo su carta, avevo una fotta spaziale. Il primo pezzo illegale, il secondo invece legale. Mi mettevo a tracciare con quella fierezza regale di chi per timidezza deve difendersi dagli sguardi. Perché lo sai, oggi è pieno di bastardi. Il writing, il rap, gli scratch, la break sono tutti buoni modi per uccidere lo stress. Nelle prigioni di provincia, in giungle metropolitane basta un foglio, una penna, un beat e il resto va a puttane. Vivo l'hip hop tutti i giorni come il primo. Grazie a lui con le pare io le comprimo. Lo condivido con quei pochi che l'hanno capito e mostro il terzo dito a chi l'ha sminuito. Vivo l'hip hop tutti i giorni come il primo. Grazie a lui con le pare io le comprimo. Lo condivido con quei pochi che l'hanno capito e mostro il terzo dito a chi l'ha sminuito. A 17 ho cominciato a scrivere le prime rime, a fare i primi freestyle. Non sapevo se ero incline, sai. Inizialmente come tutti lo fai più per gioco. Ero da sole di rap, io ne sapevo poco. Zero contatti, pochi dischi, una rivista. Mi facevo una cultura leggendo qualche intervista, non sapendo cosa fosse un MC, un loop o un beat. Oppure perché di fronte a poi c'era una beat. Mi viene da ridere a pensarci ma non c'era un glossario. Ero costretto a guardare fra l'inglese di un dizionario. A poco cominciavo a conoscere il rap dalle grandi città. In primis Milano e Bologna. Tipo Ciffi il circolo, Neffa e zona dopa. Causa FCE, OTR della cronica. Nelle mie parti SRC, KDS, centro click. Giuone più 21 là che d'HC. Vivo l'hip hop tutti i giorni come il primo. Grazie a lui con le pare io le comprimo. Lo condivido con quei pochi che l'hanno capito e mostro il terzo dito a chi l'ha sminuito. Vivo l'hip hop tutti i giorni come il primo. Grazie a lui con le pare io le comprimo. Lo condivido con quei pochi che l'hanno capito e mostro il terzo dito a chi l'ha sminuito. In Italia c'è chi sta cultura ce l'ha portata, c'è chi se l'ha studiata, chi ridicolizzata. C'è chi cerca di commercializzarla ed altri invece provano a commerciabilizzarla. Chi la guarda, chi tenta di copiarla, trasformarla, condannarla. Provate un po' di più invece ad amarla. Farla bene vuol dire educare il prossimo e le nuove leve, spezzare catene fatte in nuove leghe. Poche seghe, qua si tratta di dare una spinta talmente forte da sbloccare tutta la tua grinta. Non basta più dare una minima di contributo, dobbiamo essere la voce anche per chi invece è muto. Fanculo a chi cerca di ucciderci perché ci teme, con certe stronzate che ci passa ogni giorno alla tele. Il tempo delle mele è finito già da un tot. Io per ammazzare il tempo vado tempo hip hop. Vivo l'hip hop tutti i giorni come il primo. Grazie a lui con le pare io le comprimo. Lo condivido con quei pochi che l'hanno capito e mostro il terzo dito a chi l'ha sminuito. Vivo l'hip hop tutti i giorni come il primo. Grazie a lui con le pare io le comprimo. Lo condivido con quei pochi che l'hanno capito e mostro il terzo dito a chi l'ha sminuito. TikTok, you don't stop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hop hop. Wow.